La mostra Frammenti quotidiani è in allestimento, in esposizione alla Biblioteca Frinzi, fa parte delle iniziative della cooperazione allo sviluppo dell'Università di Verona. Questa iniziativa è l'esito di una delle azioni della cooperazione allo sviluppo, ovvero il bando Univerona Cooperazione, che purtroppo per gli ovvi motivi di pandemia in questo momento è sospeso, ma che speriamo di riprendere quanto prima. Perché speriamo di riprendere quanto prima? Perché questo bando consente a studenti e studentesse del nostro Ateneo di fare delle esperienze di cooperazione in convenzioni con enti e associazioni del territorio, enti e associazioni che si occupano specificamente di cooperazione. Non sono solo io ovviamente a sperare che questa azione riprenda, ma questo è il pensiero di tutta la Commissione Cooperazione allo Sviluppo Internazionale del nostro Ateneo, che rappresenta appunto tutte le aree disciplinari del nostro Ateneo e che sta alacremente lavorando per promuovere, direi, una cultura della cooperazione. La cooperazione in fondo è una lente attraverso cui guardare le varie relazioni nel mondo e promuovere valori quali la pace, la libertà, l'accoglienza, la giustizia. Per questo e per tutti gli altri progetti quindi invito tutte e tutti a consultare la nostra pagina Cooperazione allo Sviluppo Università di Verona. Sono Veronica, ho 26 anni e sono un'assistente sociale. Ho svolto 2 esperienze di cooperazione internazionale con il progetto Univerona Cooperazione dell'Università di Verona. Questo progetto dà la possibilità di svolgere esperienze di volontariato all'interno di progetti di cooperazione internazionale. E le 2 esperienze sono state in India e in Kenya nel 2018 e in India nel 2019. Durante queste esperienze ho potuto svolgere esperienze di volontariato in diversi progetti che offrivano le associazioni locali che ci ospitavano. In Kenya ho svolto un progetto all'interno della diocesi di Maralal e la mia tesi di ricerca rispetto alla condizione socio-economica della donna all'interno della contea di Samburu, mentre in India ho svolto un progetto di volontariato all'interno di SINI, Child in Need Institute, un progetto che mira a favorire il benessere a 360 gradi del bambino e della mamma. Le foto che vedrete durante la mostra sono foto scattate in base alle situazioni, alle emozioni, alle sensazioni che provavo in quell'istante. Non è stata una mostra precostituita, ma dopo l'esperienza ho deciso di creare questa mostra fotografica per lasciare impressa in un'immagine l'esperienza che ho vissuto all'interno del progetto Univerona Cooperazione. Tutte le foto sono state scattate con un telefono cellulare, non sono foto professionali o che vogliono trasmettere la perfezione della foto, ma sono foto che rappresentano l'emozione, la sensazione e le situazioni in cui mi sono trovata in quel momento. La mostra si chiama Frammenti quotidiani appunto perché rappresenta la quotidianità. Sarà aperta tutti i giorni dalle 8:30 alle 23:30 fino al 12 settembre 2021.